Amici di Funner, buon pomeriggio e ben ritrovati dal Palatoliv, ottava giornata del campionato italiano di Serie A2. Si sfidano la Capitolina Marconi e i fratelli Bari Reggio Emilia. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti pesanti in zona salvezza. La Capitolina Marconi infatti è al penultimo posto con 2 punti, i fratelli Bari Reggio Emilia invece sono al quartultimo posto con 5. Rimessa battuta da Dudu Costa, dall'altra parte l'appoggio per Salerno. Gestisce il possesso la squadra ospite, poi il destro tentato da Dudu Costa, la parata di Valentini. Vediamo chi sarà a battere. Sì, Ceralli o Ugherani. Si allontana Ugherani, parte Ceralli con il sinistro, la parata di Vezzani. Palla ancora buona Pio. Lo scambio con Andreucci, poi la rovesciata di Ugherani, palla fuori. Occasionissima per la Capitolina Marconi. Di Pascasio per Costi, se ne va bene Costi, cerca il filtrato in mezzo di Pascasio, tutto solo. Il vantaggio della Capitolina Marconi con Di Pascasio al 12° minuto del primo tempo. La squadra di casa mette la freccia 1-0. Campo con Aieta, poi l'1 contro 1 di Dudu Costa, non c'è fallo di Costi. Attenzione però, perde palla il numero 10, si invola Dudu Costa, pallonetto bellissimo. Ed è il pareggio dei fratelli Bari Reggio Emilia con Dudu Costa, 8° gol in campionato, raggiunto Bruno Salerno. Pareggio qui al Palatoliv, 1-1. Per la Capitolina Marconi, che si era abbassata troppo però dopo il vantaggio, andando a concedere il pareggio agli ospiti. Ceralli, Becchi ha cercato tutti e 3 avversari, perde palla, il contropiede 2 contro 1 con Pittella, dall'altra parte Bruno Salerno, la parata di Valentini. Dei gol di Di Pascasio e Dudu Costa. Bruno Salerno prova ad involarsi, il cross in mezzo, la scivolata di Ceralli, ottima, innesca il contropiede, 30 secondi alla fine, Becchi 1 contro 1, prova la conclusione, Becchi, la parata di Vezzani in calcio d'angolo. Sbaglia il controllo, occhio al lancio di Vezzani. Costi prende posizione e spara in avanti il pallone. Occhio a Bruno Salerno, l'entrata Valentini per la Capitolina in porta. Attenzione allo scambio con Genito, il destro a fil di palo, palla fuori. Fallo e calcio di punizione per la squadra di casa. In scivola Andreucci, pesca Becchi, in mezzo la possibilità per Pio, la parata di Vezzani, ottima chance per la Capitolina Marconi. Ugherani in mezzo sul secondo palo, Becchi, e il gol della Capitolina Marconi. Si è fatta sorprendere la difesa ospite, l'esultanza di Becchi. 2-1 al 6° minuto della ripresa. Chiama lo scanna Bruno Salerno in orizzontale, riparte però in contropiede la Capitolina con Ugherani, la transizione perfetta di Ugherani, il cross in mezzo per Cerchiari che si divora il gol del 3-1. L'ultimo tocco è di Muto che chiamava l'uscita di Vezzani, che non è arrivata, allora ha dovuto spedire la sfera in fallo laterale. Ugherani si gira bene in mezzo all'area di rigore e trova il gol del 3-1. Ancora una volta su azione di rimessa laterale la Capitolina Marconi trova il doppio vantaggio al 9° minuto del secondo tempo. Rimpallato da Becchi, sicuramente tra i migliori, come detto, per quanto riguarda la Capitolina Marconi. 8:30 al termine, sempre 3-1 per la squadra di Beccaccioli. Intanto il destro, il gol da parte di Senese, la riapre all'improvviso la squadra di fratelli Bari Reggio Emilia, 3-2 alla Palatoliv. Si può ricominciare a giocare adesso con la rimessa di Ugherani in mezzo, Cerchiari, ennesimo errore del numero 4, ennesimo errore in fase difensiva su un'azione di rimessa laterale da parte della difesa ospite. 29 secondi separano la Capitolina Marconi dalla prima vittoria in campionato. Cerchiari sbaglia in pressione, occhio a Bruno Salerno, una transizione offensiva, poi il tentativo con il destro e il pareggio. I fratelli Bari Reggio Emilia
con Dodu Costa a 22 secondi dal termine. Forse c'è il tocco di Muto, fatto sta che a 22 secondi dal termine è 3-3 al Palatoliv. In avanti, non c'è più tempo al Palatoliv, finisce 3-3 tra Capitolina Marconi e Fratelli Bari Reggio Emilia. A 22 secondi dal termine il pareggio di Muto. Per quanto riguarda gli ospiti, un punto a testa che sicuramente fa più comodo agli ospiti. Capitolina Marconi ancora ancorata al penultimo posto in classifica.